Benvenuti, oggi è mercoledì 2 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 18:42. La luna si leva alle 6:29 e cala alle 18:33. Oggi si celebrano i santi angeli custodi. Il nome angelo ha origine greca e significa messaggero. La festa dei nonni è istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge numero 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. La festa dei nonni è una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni e promuovere la comunicazione tra le generazioni. I nonni sono dei veri e propri angeli custodi. Non a caso è stata scelta la data del 2 ottobre in cui la Chiesa festeggia gli angeli. Sono 70Il fattorino William Tainton fu il primo uomo della storia a comparire in televisione. Era il 2 ottobre 1925 e fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Baird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. L'evento segnò un passo importante nell'evoluzione delle trasmissioni televisive, ma i primi esperimenti iniziarono in Italia solo nel 1929. Il primo programma televisivo regolare della storia, legato all'11ª Olimpiade di Berlino, venne trasmesso il 22 marzo 1936. Ma a cosa servono i robot? Un robot è una macchina costruita per eseguire azioni complesse. Può essere telecomandato, ma in genere è progettato per un funzionamento automatico. Ad esempio, viene utilizzato per compiti ripetitivi o di precisione negli interventi chirurgici, o viene inviato in zone pericolose per le persone per effettuare un soccorso.
Buongiorno ai 12. Oggi il novilunio porterà decisamente una voglia di rinascita e una fase nuova nei cuori di ognuno dei 12 segni zodiacali. Vediamo come. Ariete. Il novilunio che si forma è in Bilancia, quindi opposto al vostro segno zodiacale. Probabilmente vi sentite impediti nell'evolvere verso una condizione più semplificativa e non per vostra volontà, ma per volontà di altri che per adesso vi stanno a cuore e vi bloccano un po'. Toro. Seppure i pianeti sono abbastanza lontani in gradi da voi, in particolare Venere e la Luna, voi carissime, state comunque ottenendo degli ottimi risultati in termini evolutivi. Qualcosa nei vostri pensieri si fa più chiaro e siete, pare, diventati più abili a rendervi cauti nelle scelte professionali. Continuate così e vedrete che troverete comunque in questa condizione o anche un nuovo incontro che eventualmente accende molto di voi. Gemelli, la Luna oggi si fa nuova in Trigono e via con la voglia di rinascita e di libertà. Scrollatevi di dosso i pensieri stanti e cercate invece un rapporto più empatico, anche perché il vostro Mercurio assiste questo novilunio da vicino. Cancro, la vostra Luna oggi ci stupisce ancora di più. Si compie il novilunio anche se in regime di quadratura con il vostro segno zodiacale, per cui volenti o nolenti forse dovrete accettare qualcosa per amore di portare avanti un progetto o una relazione. A volte è sinonimo di grande magnanimità d'animo saper rinunciare a qualcosa per andare incontro agli altri, non pensate? Leone, novilunio fortunato per voi, un novilunio di terza casa, quindi riprendiamo pienamente i rapporti sociali, la comunicazione e soprattutto il vostro protagonismo, che a voi Leone fa tanto piacere. Ottime le relazioni in generale. Vergine, una giornata oggi che vede un novilunio, quindi un rinnovo nella vostra seconda casa, quindi soldi, quindi entrate, quindi un periodo fortunato per gli incassi, per vedere comunque che tutte le fatiche fatte per addivenire ad un punto di stabilità sono finalmente ripagate. Bilancia, novilunio che avviene nei vostri gradi, ottimo, voglia di rinascere e di ripresa di posizione e di condizione. La Luna si fa nuova, ma anche in Bilancia si fanno nuovi, e perché non festeggiare con un nuovo acquisto elegante? Per quello che riguarda la moda e l'eleganza siete i numeri uno. Scorpione, una giornata oggi con un novilunio un po' pensieroso, ed è proprio Venere che vi fa riflettere sulla comunicazione affettiva e su quanto potete realmente intendervi con un partner abbastanza diverso da voi. Sagittario, una luna fortunata compie il novilunio in una zona amica del cielo per voi e quindi riesce a essere solidale e soprattutto a creare intorno a voi la squadra operativa, gli appoggi e i contatti che vi possono portare avanti. Bene, usateli, non siete soli. Capricorno, questo novilunio è un novilunio un po' di assestamento e di quadratura, e tutta una serie di faccende che riguardano il lavoro e la carriera vanno un po' ridimensionate. Probabilmente pensavate di avere la situazione sotto controllo, anche voi potete commettere degli errori e sicuramente potete ovviare in una maniera intelligente e capace come sempre, mai sottovalutare i collaboratori. Acquario, un novilunio amico e di Trigono, un novilunio che si compie anche alla presenza di Mercurio, per cui un novilunio che riaccende la vostra comunicazione, la vostra creatività intellettuale e che vi fa andare verso un progetto decisamente molto interessante. Pesci, giornata oggi molto interessante, la Luna, seppure distante nel suo novilunio in gradi da voi, è comunque la Luna che ha dismesso l'opposizione al vostro Saturno. Rimane un po' la suggestione di Nettuno, ma che vi stimola un po' più artisticamente. Venere è sempre dalla vostra parte, per cui salute e bellezza sono vostre potestà per adesso. Su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni firmati da Charles Schulz.
Il 2 ottobre del 1950 si presentano ai lettori Charlie Brown e il cane Snoopy con i loro inseparabili amici Shermie e Patty. Più tardi arriverà Lucy Van Pelt e suo fratello Linus, piccolo saggio che non si stacca mai dalla sua copertina. Questo è uno di quei casi in cui le espressioni inglese e quelle italiane coincidono quasi perfettamente. Stiamo parlando del modo di dire nascondere la testa sotto la sabbia, che in inglese viene espresso con bury one's head in the sand. Mantenendo praticamente la stessa formula, almeno questa volta l'inglese ci viene in aiuto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Creativo, stravagante e genialmente folle. Il matto del giorno è il pittore e scultore francese Marcel Duchamp. Inizia a dipingere paesaggi impressionisti per passare attraverso il cubismo ed entrare nel periodo futurista. È ricordato per i ready-made, letteralmente confezionati. Si tratta di oggetti di uso comune prelevati dal loro contesto quotidiano ed esposti come opere senza interventi da parte dell'artista. Il primo è Bottle Rack, lo scolabottiglie del 1914. L'originale non esiste più, buttato via dalla sorella di Duchamp. A partire dal 1925 Duchamp si dedicò quasi esclusivamente al gioco degli scacchi, partecipando a tornei e campionati sia individualmente sia quale membro della squadra francese, arrivando ai vertici della specialità. Ci salutiamo con la frase del giorno. Occhio per occhio rende il mondo cieco. Ci vediamo presto per un'altra puntata dell'Almanacco. Io vi aspetto qui come sempre. Buona giornata e a domani.